Di tamamo kibori da kibori, taveles ke baktali, devla baktali. Di tamamo kibori da kibori, taveles ke baktali, devla baktali. Yo da de sokerao, tapala la te memera, devla memera. Yo da de sokerao, tapala la te memera, devla memera. Nell'83, dopo 4 anni, apro la mia bottega, la Battente Mondo Nuovo, che è un nome che si può spiegare, e da lì nasce la mia, un po' anche la mia fortuna, diciamola, tutta, perché incredibilmente mi si è mosso un mondo intorno. Dunque era un'idea giusta fare le maschere fatte a mano, era giusto fare i modelli. Voi capite che tutta questa roba che vedete nasce dalle mani di un artigiano che prima la fa di creta, di terra, poi fa il calco, quello lì di gesso, e poi ci pressa la carta bagnata dentro, no, nel calco, vedete, e quando è asciutta, questa l'ho fatto 2 giorni fa, viene fuori così. Ecco, adesso voi avete capito bene, perché il mondo dei carri, che è un mondo a sé, è un mondo che è talmente generoso che regala, consuma e brucia alla fine del carnevale. Noi facevamo il contrario, facevamo oggetti che erano veramente preziosi, finiti, che poi la gente si compravano i collezionisti. Dunque, in questa poltrona che vedete qui si sedeva François Mitterrand, non so se sapete chi era, perché aveva casa a Venezia, veniva con le sue, diceva lui, nipotine, veniva come vedete il mondo è bello perché non cambia mai, veniva con le sue nipotine ad acquistare nella mia bottega. Mike Jagger, per parlare sempre di gente di Mali e dintorni, oppure, non lo so, la Sandra Nilo, per parlare proprio di una di Vicenza dentro le mura, gente poi, non so, la Milena Vukotic, con il quale ho fatto gli spettacoli, sapete, la moglie di Fantozzi. A Venezia la mia bottega era il riferimento per la gente colta, la gente di teatro, la gente proprio, i professionisti della maschera. E al punto che sono arrivato a creare 500 modelli, cioè 500 modelli vuol dire 500 cose diverse, non 500 varianti decorative. Dunque ritratti, vedete lì ne avete una piccola parte, Beethoven, Goldoni, Vivaldi, Bach, Mozart, De Chirico, Verdi e via di seguito, ma ne ho tantissimi altri, no? Ho fatto quel Cristo là per il Papa nel 98 che ne hanno parlato tutti, compresa Famiglia Cristiana, che non sono abbonato. E vedete, questo Cristo qui, no, per dire che insomma ho lavorato per il Vaticano trattando sul prezzo, perché sapete che pur di lavorare per il Vaticano si regala, pur di lavorare per il Comune di Malo si regala, Guerrino no, vuoi una cosa bella la paghi il giusto. Amici di Via Vai TV Online, un grande onore per noi quest'oggi. Abbiamo il maestro Guerrino Lovato in occasione della conferenza stampa per l'apertura, per il rifacimento assolutamente fedele della sua bottega Mondo Nuovo, che era a Venezia e che per 20 anni è stato il punto di riferimento per artisti, per personaggi famosi nella creazione di maschere e non solo, e ci ha appena presentato quello che è stato questo suo nuovo passaggio, questa sua nuova vita. Allora, maestro, le chiedo una cosa, quale tra queste maschere è più vicina al suo modo di sentire? Dunque, il mio lavoro, essendo un lavoro, è legato alla committenza. Dunque, molte di queste maschere, la più parte di queste maschere sono nate su richiesta da disegni e da progetti di scenografi o di altre persone che erano interessate ad una maschera specifica fatta col mio stile. Poi ci sono maschere che invece ho creato assieme anche a un socio che io ho avuto, tra l'altro vicentino, Giorgio Spiller, per 10 anni è stato mio socio, maschere che abbiamo creato per la nostra bottega, perché volevamo avere un'antologia di soggetti attraenti. Quelle che mi interessavano di più nel mio sentire sono le maschere di tipo classico della tradizione rinascimentale e greco-romana. Quelle sono quelle che sento di più nel mio stile. Per esempio questo satiro che guarda caso ho in mano, ecco, nasce da quei disegni che puoi vedere là, sì. Gli studi di quei disegni a matita del 1981 servono per far nascere questa maschera, oppure quella maschera di Dioniso sbarbuto che vedete là nell'angolo, oppure una serie di quelle classiche che vedete qui, la grottesca, l'Ercole, sì, e la tragica che vedete sopra, la comica che vedete a destra. Sono per me i pezzi più riusciti perché a me
piace molto rievocare il mondo della classicità. Chi è stato il suo committente che le ha dato più soddisfazione? Bella questa domanda. Devo dire, essendo oggetti nati specificatamente per il teatro, la gente di teatro. Io ho lavorato da giovane con Cobelli, il grande regista, Valeria Morriconi era l'attrice. Devo dire che ho imparato molte cose, sarà perché avevo 20 anni, ma ho imparato tantissimo in 3 mesi che lavoravo con loro, la soddisfazione. Ho lavorato lì anche con Ninetto Davoli per uno spettacolo, anche sempre nell'epoca, cioè dove le maschere sono state usate, però mi ha dato sempre molta soddisfazione anche il cliente veneziano che durante i carnevali, quelli sentiti ancora dalla popolazione, chiedevano la maschera, la bauta, la maschera classica e poi venivano in bottega a salutare, a ringraziare e a mostrare come avevano fatto il resto del vestito. È proprio una soddisfazione anche diretta del popolo, della gente comune, del cliente occasionale. Ecco, allora lei qui andrà, comunque abbiamo sentito, a far partire dei corsi proprio per insegnare ai più piccoli, ma anche no, come realizzare questa cosa splendida attraverso un materiale poverissimo che è la carta. Il corso della cartapesta, che poi verrà tenuto anche da altri colleghi maledensi che lavorano da anni sui carri, che vengono tenuti nelle stanze adiacenti, possono permettere dunque a chiunque di intanto imparare la tecnica e poi, nel caso, anche di imparare a inventarsela la maschera. Esatto, avvicinarsi insomma certo, a quello piano che è questo piano, mondo. no. Una maschera innanzitutto è una scultura, dunque bisogna conoscere bene la terza dimensione, l'anatomia, la fisionomica per fare in creta, perché tutta questa nasce di creta, di argilla. Poi viene fatto il calco di gesso, all'interno del calco, chiamiamola matrice o forma, viene pressata la carta, tagliata, rifinita, gessata, decorata, cerata, anticata ed eccola qua. Questa ultima parte la può fare chiunque perché può usufruire dei miei preziosi quanto curiosi e rari calchi, che il comune qui di Malo ne possiede circa 500. Budlove da